Senza svelare tanti particolari, cosa ci racconti in Ciatuzzu? Ciatuzzu racconta il viaggio compiuto da molti emigranti italiani, e in questo caso è un viaggio che il padre del bambino fa verso il Belgio, la regione della Vallonia, dove c'erano tantissime miniere, e il padre di Nuzzo lavora lì. Lui ha 9 anni, però noi conosciamo questo bambino quando ancora vive in Sicilia, e subito dopo la morte della mamma il papà lo richiama perché dice: adesso vieni a vivere con me qui a Charleroi. E comincia la seconda parte del romanzo, che è quella poi che racconta tutto appunto quel viaggio di cui ho parlato all'inizio dell'intervista, cioè il cammino faticoso, doloroso, a tratti angosciante se vuoi, degli emigranti che arrivavano in terra straniera e non avevano appoggi, non avevano amicizie, non avevano denaro, non avevano nulla, ma tuttavia affrontavano, diciamo, le prove della vita a mani nude, ma con grande coraggio. Come nasce Ciatuzzo? Cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo? Mi ha spinto la pubblicazione del libro Picciridda e anche il modo in cui era stato accolto dal pubblico, ovvero benissimo, e mi sono detta: ci sono tantissimi lettori che hanno voglia di conoscere queste storie. E poi la bambina di Picciridda, ovvero Picciridda, la bambina vive un'emigrazione passiva, cioè lei aspetta che questi genitori tornino, le invino delle lettere. Invece questo bambino fa qualcosa di concreto, lui parte per raggiungere il padre, quindi la sua è un'emigrazione vissuta in prima persona, per cui cambia anche il registro delle emozioni di questi due bambini, anche se c'è una piccola sorpresa alla fine del romanzo Ciatuzzo, ovvero questi due bambini in qualche maniera si incontrano, ma non vi dico come. Tutti i libri lanciano dei messaggi ben precisi per far riflettere su tematiche importanti. Il tuo Ciatuzzo messaggio lancia? Dunque, io non ho mai pensato a un messaggio da dare ai miei lettori quando scrivo un romanzo, perché io scrivo una storia, la consegno ai lettori e poi confido molto nell'intelligenza emotiva di ogni lettore, che sia il lettore da un libro l'anno o da 100 l'anno o da 20 l'anno. Ogni lettore ha una propria intelligenza, una nel cuore e una nella pancia, e quella intelligenza emotiva gli suggerisce anche le emozioni, come catalogarle, per cui nessun messaggio, saranno loro stessi a trarne poi qualcosa che non deve essere necessariamente un insegnamento. Stai lavorando ad un altro libro, sì, ad un'altra storia? Uno scrittore non smette mai di scrivere delle storie. Sì, il terzo volume delle Signore di Montepepe, cioè 5 donne e un arancino e i cannoli di Maritessa, adesso sta per arrivare il terzo, e sicuramente c'è il ritratto di una donna dei primi del Novecento, siciliana chiaramente, che attraverso la propria storia personale, cioè diventerà una grande imprenditrice in una Italia, non solo Sicilia, che voleva le donne invece abbastanza sottomesse, perché poi ci tengo a precisare, questo è importante dirlo, in quella Sicilia, diciamo così, di fantasia, ma fantasia anche errata, in cui le donne erano vessate, gli uomini comandavano, però questo accadeva solo in Sicilia, e vorrei ricordare che non era proprio così, anzi spesso la Sicilia si è ritrovata ad essere terra di donne molto indipendenti e molto coraggiose. Certo, c'erano anche le donne sottomesse, ma non erano solo in Sicilia. La mia protagonista, questa donna di quest'altro romanzo che sto preparando, è una donna che diventerà non solo una grande imprenditrice, ma un grande esempio anche per le altre che vorranno seguire il suo esempio. Dopo un'estate brillante di iniziative, un altro grande evento alla presenza di Catena Fiorello. Sì, un altro grande evento, è stata un'estate molto bella, in realtà non è ancora finita perché il nostro cartellone prevede ancora altri 2 o 3 eventi, e poi c'è stata, grazie ad Aristotele Cuffaro, devo dire, questa presenza di Catena Fiorello molto importante, un'attrice teatrale televisiva molto importante, e quindi la presenza di questo personaggio arricchisce ulteriormente la nostra estate. Questa sera avremo modo di ascoltarla con
con particolare riferimento alla sua ultima fatica letteraria, questo libro Ciatuzzo molto, molto bello, e quindi ancora qua a Grotte, e invito sempre tutta la gente della provincia, dei paesi vicini a venire nella nostra cittadina per tutte queste manifestazioni belle che riusciamo ad organizzare.